Buonasera. Il libro che presentiamo stasera è stato pubblicato negli ultimi mesi, novembre e dicembre dello scorso anno, ma ha avuto una elaborazione piuttosto lunga perché per varie ragioni, per condizioni anche indipendenti dalla volontà degli autori, l'elaborazione dei testi è durata diciamo un paio d'anni prima di vedere la luce. Dico questo perché io vorrei partire dal titolo, punto e a capo. Dico, punto a capo potrebbe far pensare che questa frase, unita al tempo di elaborazione piuttosto lunga, come dicevo, del testo, renda questo libro non più attuale, quindi un libro già superato. Per certi versi, e io dico purtroppo, così non è. Mi augurerei fortemente che fosse superato e che fosse un pezzo di storia della Liguria in questo ambito, ovviamente. Ma purtroppo non è così. Non è così perché il titolo, probabilmente, almeno nella mia lettura, significa soltanto che in un certo periodo, in quella decina di anni che qui vengono in qualche modo presi in esame sotto vari profili, erano accadute in Liguria delle cose particolarmente significative. Quindi l'opportunità per gli autori del libro di fare un punto, cioè di dire dove siamo arrivati, che cosa abbiamo fatto, ma con l'aggiunta e a capo, per dire che da lì poi si doveva ripartire, si sarebbe dovuto ripartire. Io non so se questo è effettivamente avvenuto, non tocca a me giudicarlo. Dico soltanto che per quanto mi riguarda era più che un auspicio, una speranza, una forte speranza che da lì si fosse partiti. E perché? Se non altro per una constatazione che ormai credo sia diffusa e acquisita in tutti gli ambienti che in qualche modo si occupano o si interessano di questi temi, e cioè la considerazione che da una fase iniziale risalente agli anni 50, 70 e anche oltre, il fenomeno della presenza delle organizzazioni di stampo mafioso in Liguria era stato molto drasticamente, molto decisamente negato a tutti i livelli, da tutti, quindi dalle forze politiche, dalle organizzazioni istituzionali, dalla magistratura, dalla cittadinanza, ovviamente. Era stato negato, ma non negato nel senso forse di disconoscere, negato perché rimosso come un non problema, un qualcosa di cui era inutile discutere perché semplicemente non esisteva. E ci è voluto parecchio, ci sono voluti alcuni accadimenti che si sono verificati indipendentemente l'uno dall'altro, ma che poi sono stati in qualche misura ricondotti in un alveo unico o comunque in una lettura unica. Mi riferisco per esempio allo scioglimento dei consigli comunali di 2 comuni proprio del Ponente Ligure, mi riferisco ad alcune indagini delle forze dell'ordine che poi, seguite dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, cominciavano a far affiorare fatti e circostanze che sembravano essere state del tutto ignorate in passato e così via. Quindi una serie di accadimenti che, letti in qualche misura unitariamente, dico in qualche misura perché ovviamente gli ambiti erano diversi, le fonti erano diverse, i soggetti interessati erano diversi, quindi evidentemente non si poteva mettere tutto insieme indifferentemente, ma per spinte che diciamo andavano tutto sommato nello stesso senso, che provenivano però da realtà diverse, si è giunti soprattutto in quegli anni, quindi parliamo degli anni intorno al 2000
2010-2011, si è giunti a una maggiore consapevolezza dell'esistenza anche nel territorio ligure delle organizzazioni di tipo mafioso. Ovviamente credo sia inutile precisare che quando ci riferiamo alle organizzazioni di tipo mafioso non ci riferiamo alla mafia soltanto, alla mafia storicamente intesa, ma anche a tutte le altre che poi nel corso del tempo si sono aggiunte alla mafia, per così dire, siciliana, che traeva origine e nasceva in quel contesto. Tra le mafie sia nazionali, di origine nazionale che di origine non italiana, quella che più interessato nel periodo preso in esame dal volume, ma che interessa ancora oggi per quello che se ne sa maggiormente, è l''ndrangheta, cioè quella organizzazione di stampo mafioso che trova le sue origini nelle province calabresi e che però oggi rappresenta pacificamente, per quello che se ne sa, l'organizzazione di tipo mafioso non solo più diffusa in Italia, ma anche l'organizzazione di tipo mafioso nazionale italiana più diffusa nel mondo, perché qui si sono superati da tempo i confini nazionali. Le organizzazioni criminali ci mettono molto meno che le organizzazioni dei governi a superare i confini e ad accordarsi magari con forme di malavita locali di altri paesi, come peraltro avviene ovviamente anche nel nostro paese. E quindi dicevo, si era cominciato a prendere cognizione, maggiore consapevolezza di questo fenomeno, se ne era cominciato a parlare, si cominciava a ipotizzare che qualcosa potesse essere cambiato. Questo, per così dire, per usare un termine abusato, questo trend che sembrava destinato a non arrestarsi, in effetti nel suo corso, nel corso degli anni, aveva poi avuto degli alti e bassi, cioè si era in alcuni momenti andati molto avanti nella diffusione di questa percezione di effettiva esistenza di un fenomeno di stampo mafioso nelle nostre province liguri. A questi momenti però erano seguiti dei momenti molto più, per così dire, pubblicizzati, molto più oggetto di interesse da parte degli organi di informazione, nei quali, per ragioni varie che citerò tra breve, questo fenomeno sembrava ritornare indietro, ritornare se non proprio al tempo del cosiddetto negazionismo, almeno al tempo della sottovalutazione della presenza e della forza di queste organizzazioni nel territorio ligure. E quando parliamo del territorio ligure parliamo, almeno in questa fase iniziale, soprattutto del ponente ligure, perché è vero che c'erano stati dei giudizi, dei procedimenti che riguardavano l'area cittadina di Genova, ma la maggior parte delle informazioni, la maggior parte delle indagini relative a fatti di criminalità organizzata di stampo mafioso in quell'epoca erano prevalentemente localizzate nel ponente ligure. E non a caso, perché c'erano tutta una serie di ragioni storiche che portavano a questo, ma che adesso sarebbe troppo lungo elencare. E allora dicevo, una maggiore attenzione, una maggiore sensibilizzazione, che però ha degli alti e bassi legati, per quella che è la mia lettura, ma non so quando effettivamente fondata, molto legata all'andamento dei procedimenti che riguardavano fatti di mafia, in particolare fatti di 'ndrangheta, per quello che dicevo prima, che l'organizzazione di stampo mafioso di cui prevalentemente si parla in quest'area è quella.
E questo oscillare, per così dire, del pendolo dell'attenzione da un lato all'altro, cioè dalla grande attenzione alla meno grande o bassa o bassissima attenzione, legata all'andamento, ai risultati di alcuni procedimenti, per quello che è il mio punto di vista, l'obiettivo che avevo presente allora, mi sembrava particolarmente significativo di una effettivamente non percepita ancora dimensione della mafia, delle organizzazioni mafiose nel territorio, perché sembrava che solo se ed in quando un processo penale si fosse concluso con l'affermazione di una responsabilità, solo in quel momento, quella organizzazione era stata scoperta, si era giunti alla punizione. Il che ovviamente è certamente vero, perché se si era scoperto qualcosa ed erano stati condannati, ovviamente se ne doveva trarre qualche conclusione. Ma il problema è che non era vero il contrario, cioè non era vero che a seguito magari di alcune discutibili decisioni, discutibili come qualunque cosa è discutibile, ma discutibili in diritto e forse non solo in diritto, decisioni assolutorie, a seguito di queste c'era stato il rovescio della medaglia, cioè il riconoscimento, dice vabbè, abbiamo scherzato, non era vero niente, sono stati assolti. Poi a distanza di anni, e nel testo lo trovate ripetuto in più punti, questo andamento delle indagini prima e dei processi poi, dei processi penali poi, nel corso del tempo si è arrivati poi alla affermazione non tanto e non soltanto, per meglio dire, della colpevolezza della maggior parte dei soggetti che erano stati imputati e processati per reati di associazione di stampo mafioso, quanto soprattutto del riconoscimento in queste sentenze dell'esistenza e della operatività di organizzazioni di quel tipo in questo territorio, che quindi prescindeva in qualche misura dalle persone fisiche. Le persone fisiche potevano esserci o no, qualcuna è morta addirittura nel corso del procedimento, quindi dal punto di vista della condanna soggettiva evidentemente non c'è stata per quella persona fisica o per quelle persone fisiche. Ma dicevo, c'è stata poi una evoluzione, una trasformazione in qualche misura dell'orientamento giurisprudenziale di una parte della magistratura, che ha convenuto invece con gli indirizzi che almeno in quel momento venivano dati anche, soprattutto dalla Corte di Cassazione, e quindi si è arrivati poi nei tre grossi filoni processuali che in quegli anni si sono celebrati, si è arrivata alla condanna di tutti, in tutti e tre i grossi procedimenti. Ma è una condanna che non ha avuto probabilmente quella risonanza che avrebbe avuto se fosse intervenuta in un tempo minore, in un tempo più congruo, perché sono condanne che sono intervenute a distanza di anni, anche 10 anni dall'inizio del processo, non dall'inizio delle indagini, quindi in tempi molto dilatati. E questo perché il nostro sistema processuale, nel bene o nel male, prevede una serie di alternative, di strade, di impugnazioni che poi inevitabilmente portano a questi risultati. Basta pensare che credo tutti o quasi tutti questi tre, ma credo tutti e tre questi grossi filoni processuali hanno visto la celebrazione di ben 5 processi. Quindi a partire dal primo grado, l'appello, la Corte di Cassazione in sede di legittimità, il ritorno al secondo grado a seguito del rinvio della Corte di Cassazione e un'ultima decisione sulla seconda sentenza d'appello dalla stessa Corte di Cassazione, che così pone
un termine all'iter processuale. Però voi capite bene che per celebrare già 5 processi sufficientemente complessi per numero di imputati, per imputazioni, per tipo di reati, eccetera, evidentemente un certo tempo occorre. Se a questo tempo, per così dire, pressoché fisiologico di questi procedimenti aggiungiamo anche i tempi non certo brevi della giustizia italiana, evidentemente il risultato finale è un po' questo. Ma quello che a me preme sottolineare in questa rapida introduzione è anche che questa, diciamo, singolare, eccessiva attenzione dedicata da parte dell'opinione pubblica più o meno interessata ovviamente a tenere un certo comportamento all'attività delle forze di polizia prima e dell'autorità giudiziaria dopo, questa eccessiva partecipazione e interesse nascondeva di fatto almeno 2 cose, secondo me, negative. La prima era una delega quasi totale da parte delle altre istituzioni e dei cittadini all'autorità giudiziaria, come se affrontare questi temi fosse un fatto esclusivamente di tipo penale repressivo, senza ovviamente tener conto che fenomeni di questo genere in sede giudiziaria non potranno mai essere sconfitti, perché la sede giudiziaria, il processo penale, non è fatto per sconfiggere fenomeni o manifestazioni, è fatto per punire soggetti che hanno commesso, si presume abbiano commesso determinati fatti reato. E quindi questa, per così dire, limitazione dell'intervento al solo intervento repressivo di tipo penale, che era un limite molto forte che io credo ancora oggi, non nei termini probabilmente di quegli anni, ma in qualche misura ancora oggi resiste. E l'altro aspetto negativo era che proprio come conseguenza di questa, chiamiamola delega implicita, chiamiamola sopravvalutazione, chiamiamola come vogliamo, valutazione dell'intervento dell'autorità giudiziaria, proprio a seguito di questi, una parte di soggetti che avevano anche ruoli pubblici, quindi per esempio di pubblici amministratori, di organi istituzionali, si è sentita in qualche misura deresponsabilizzata e quindi dire vabbè, c'è un procedimento in corso, ci pensa l'autorità giudiziaria. Allora, io adesso non vorrei soffermarmi più di tanto su questi temi anche per ragioni di tempo, però vorrei ritornare, citare soltanto qualche punto che a me sembra fondamentale in un paese che vuole essere democratico, che ha una Costituzione che afferma una serie di diritti e di doveri, e cioè che non può esistere una vera democrazia se non c'è partecipazione di tutti. E un presupposto fondamentale della partecipazione è la conoscenza. Se non c'è conoscenza è difficile che ci sia partecipazione, se non c'è partecipazione non c'è, o c'è in misura ridotta, la democrazia. E quindi tutti dovremmo essere impegnati dal primo momento, cioè dal momento della informazione, dal momento della formazione per i giovani, ma non solo per loro, e informazione per tutti, di questi fenomeni che sono fenomeni non da specialisti, non sono fenomeni che vanno affrontati dagli esperti, dai sedicenti o veri esperti o comunque persone che hanno certi ruoli, ma sono fenomeni che vanno affrontati da tutti, perché lo diceva, credo, proprio
nella prefazione del volume, questo fenomeno, questa presenza delle organizzazioni mafiose nella nostra società in genere, e ovviamente questo vale anche per la Liguria, ormai va visto non come un mondo, un segmento a parte della vita della collettività, è una parte della vita di tutti, cioè è un pezzo della nostra vita. Quindi nessuno può tirarsi fuori, nessuno può dire sì, ma io non ho fatto niente, non c'entro niente, perché tutti insieme, e soltanto avendo tutti la consapevolezza dell'esistenza di questi problemi, probabilmente si potrà, solo in questo modo si potrà probabilmente fare un passo avanti, e se non arrivare a sconfiggere fenomeni di questo tipo, che sia detto per inciso sono presenti in tutto il mondo, non è che sono presenti soltanto in Italia li chiamiamo in un certo modo e sono particolarmente diffusi, ma in altri paesi hanno denominazioni e nomi diversi. Ma quindi, voglio dire, sono fenomeni che però vanno affrontati con comportamenti anche concreti, anche spiccioli, anche minimi, che però probabilmente alla lunga tutti insieme possono portare ad avere qualche risultato. Tenendo conto, e qui poi mi fermo, altrimenti il collega poi non riesce più a dire quello che vuole, dicevo, tenendo conto che questi fenomeni non sono statici, sono fenomeni che cambiano nel tempo. Cioè l'organizzazione mafiosa, diciamo degli anni, per quanto riguarda la Liguria, ma anche più in generale, degli anni diciamo 50, 60, 70, aveva delle sue caratteristiche e un suo modo di operare abbastanza delineato. Nel corso del tempo è cambiato quasi tutto, qualcosa è rimasto, ma molto è cambiato, qualcosa è rimasto a livello di organizzazione, è rimasto per quanto riguarda l''ndrangheta questa struttura sostanzialmente familistica, cioè il rilievo enorme della famiglia intesa come nucleo di più persone legate da vincolo di sangue. Ecco. E altre cose anche sono rimaste, attività di controllo del territorio, vessatorie più o meno significative, ma molto è cambiato. Molto è cambiato perché le organizzazioni criminali, così come quasi tutti i criminali, tra virgolette, serie, si adeguano al mondo, cambiano le strategie, cambiano i modi di comportamento. Io dubito che l''ndrangheta nel suo modo di operare originario avesse presente l'importanza di utilizzare strumenti finanziari che oggi sono alla portata di tutti, che peraltro sono lecitamente utilizzati da tutti, ma anche dalla mafia, che però li utilizza per capitali di provenienza illecita, acquisiti illegalmente. Dubito che 50 anni fa ci fossero. Così come le stesse forme di manifestazione del potere diciamo mafioso in senso lato sul territorio sono cambiate. Aveva destato scalpore quella decisione ormai risalente nel tempo della Corte di Cassazione che per la prima volta aveva parlato di mafia silente, perché la mafia tradizionalmente, le organizzazioni mafiose per meglio dire, erano legate a comportamenti violenti, a comportamenti oppressivi, a comportamenti facilmente visibili. Parlare di mafia silente era stata una rivoluzione copernicana, cioè c'era una mafia che imponeva un vincolo, che imponeva una soggezione senza fare nulla, a volte senza nemmeno parlare. E ovviamente questo poi lo si ritrovava nelle motivazioni di una serie di decisioni. Quindi un cambiamento radicale delle motivazioni, un cambiamento radicale
in parte anche delle stesse fonti di finanziamento di queste organizzazioni. Perché se una volta il pizzo, l'usura, la vessazione al singolo cittadino erano le fonti principali di procacciamento di denaro, e ormai il commercio delle sostanze stupefacenti, i redditi da attività finanziarie più o meno lecite, hanno ampiamente superato come entità quelle originarie fonti, che rimangono, sia chiaro, non sono state eliminate, ma che hanno assunto nel tempo un ruolo diverso, un peso diverso, proprio perché oggi chiunque di noi apre un qualunque organo di informazione, legge di un sequestro, di un blocco, di una partita di sostanze stupefacenti, di cui poi trova il valore sul mercato e scopre che sono cifre che francamente diventano a volte anche difficilmente immaginabili in termini di moneta, di carta moneta, ma che sono tali. E allora dicevo, tutti questi tasselli portano all'unica conclusione, che dobbiamo utilizzare, ricorrere, tenere presente, diciamo come vogliamo, la seconda parte del titolo, cioè andare a capo, quindi ripartire o partire da dove eravamo arrivati, ma non per fermarci, non per dire siamo stati bravi, abbiamo fatto questo, auguri e baci, ne riparliamo poi se e quando ci sarà un'altra occasione, ma andare avanti tenendo conto che quelle realtà che sono state oggetto magari di procedimenti, che sono state oggetto di condanne, saranno sì finite in quei termini, con quei modi, ma che non è certo finita la presenza sul territorio, e qui dico sul territorio ligure in genere, perché sia detto per inciso, i 3 filoni di indagine erano relativi alle 3 aree geografiche della Liguria, cioè Ponente, Levante e centro, per così dire, area genovese. E quindi il fenomeno permane, ci sono elementi che ce lo fanno ipotizzare, non so se si riuscirà poi a portare avanti anche sul piano giudiziario altri procedimenti, ma quello che a me interessa di più è evidenziare che solo se ci sarà una effettiva consapevolezza dell'esistenza del fenomeno, non tanto di che cosa si può fare per sconfiggerlo, ma dell'esistenza del fenomeno, e quindi tutti possano essere, per così dire, informati, avvertiti su quello che è poi un pericolo reale per tutti, perché poi bisogna uscire dall'equivoco per dire sì, ma se non faccio nulla, a me della mafia nel Ponente o nel Levante Ligure non interessa nulla, tanto io non ho niente a che vedere con loro. Non è così, perché oggi più che mai queste organizzazioni attaccano e incidono pesantemente il tessuto economico innanzitutto delle zone nelle quali operano, e poi una considerazione molto difficile da provare, ma che io credo assolutamente vera, incidono la coesione sociale, perché per quello che ho potuto anche rilevare nel corso della mia attività professionale, queste organizzazioni di stampo mafioso nel territorio, in un territorio come quello ligure, non puntano tanto come puntavano, e forse puntano ancora oggi nelle zone di origine, al controllo del territorio. Non è questo l'obiettivo principale, secondo me, è il controllo sociale. È il controllo sociale che è molto più difficile da combattere del controllo sul territorio, che in qualche misura deve estrinsecarsi. Quello sociale è molto più subdolo, è molto più difficile da trovare, ma è assolutamente fondamentale per queste organizzazioni che ci sia, perché solo così si può capire come riescano ancora oggi a condizionare
tanto la vita di tutti noi che ce ne accorgiamo o non ce ne accorgiamo, a questo punto diventa poco o del tutto irrilevante. Vi ringrazio.